Salve a tutti, buongiorno, siamo qui con la grande ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, la grandissima Tina Piccolo, qui a Show Napoletano e Occhio all'Artista. Buongiorno Tina Piccolo, come va? Buongiorno, sono veramente felice di essere di nuovo con voi, anche se la distanza in linea di spazio così c'è, vi sento vicini, vi sento nel mio cuore. È il terzo appuntamento con Show Napoletano. È vero, questo è il terzo appuntamento perché uno vi abbiamo avuto telefonicamente. Sì. Quindi in realtà voi state da 4 con noi e 3 È visivamente. bello. È bello stare così, io ho voluto fare con questo nuovo aggeggio, questo video dove siamo vicini, così le persone ci vedono di nuovo vicini. Bravo. A tutti e due. Una Quindi coppia questa- inossidabile. Siamo veramente una coppia inossidabile e Tina Piccolo, noi vi vogliamo al più presto vicino a noi perché le persone vi vogliono, la gente vi vuole, Show Napoletano vi vuole, Prima TV Napoli vi vuole e quindi voi dovete ritornare. Sì, io ho avuto un periodo molto brutto nella mia vita, purtroppo capitano a tutti, però sembra sia passato e quindi al più presto sarò anche fisicamente tra di voi. Tina Piccolo, volevo farvi una domanda. Volevo dire, questa stanza, come si vedono alle nostre spalle, è ripiena di premi, Sì. è ripiena di trofei, di bellissime cose che ritraggono la vostra carriera artistica. Quanti anni di carriera sono? Sono 40 anni. Io ho iniziato, adesso ti fanno il conto per vedere gli anni che ho, Io ho iniziato che ero proprio una bambina. Alle scuole elementari tenevo il quaderno nascosto sotto il banco e scrivevo i versi. E quindi poi ho incominciato a lavorare nel sociale, ho aiutato gli anziani, i portatori di handicap, tantissime persone disagiate. Figurati che è una cosa bellissima che dei neri africani mi hanno mandato una foto bellissima dove è stata fatta proprio una partita di pallone e il vincitore ha avuto la coppa Madame Tina Piccolo. Bellissimo. Quindi 40 anni di carriera in una stanza non si possono riassumere, però credimi, quando vengo qua spesso nascondo nel cavo delle mani le lacrime perché ci sono tanti sacrifici, anche tante incomprensioni, trofei, giornali a non finire, 35 libri pubblicati e 500 antologie curate per le scuole di tutta Italia e anche dell'estero. Non basta, per me non basterebbe mai, la cultura non ha un fine, non ha un fine proprio, non ha limite. Cioè, se io faccio qualcosa per averne un'altra, già svanisce il valore. Invece la cultura è fatta soprattutto con amore, con la voglia di dare. Quello che manca molto in questo nostro mondo e in questo nostro travagliato tempo. Per questo anche nasce il libro Una madre e un figlio, io e il mio figliolello. Lei lo sanno tutti, ha qualche difficoltà, ma è un ragazzo enormemente intelligente, non lo dico perché sono la madre, aveva sempre il massimo dei voti a scuola e si è inserito anche nel mondo della poesia vincendo degli ottimi premi. Quindi ho pensato, per dar voce anche ai giovani che spesso sono inascoltati, parlano ma non li ascoltano, fanno finta di ascoltarli. I vecchi molte volte, perdonatemi la parola vecchi, ma insomma, si dice fortunato chi lo diventa vecchio veramente. Molte volte peccano di presunzione, di sapere troppo e di voler dire. I giovani hanno l'intraprendenza, parlano, ma molte volte non sono ascoltati. Allora questo libro nasce proprio per quel connubio madre e figlio che ci dovrebbe essere, che ci deve essere in ogni famiglia. Benissimo, allora ci ascoltiamo anche la poesia? Sì. Ora mi Lei- avvicino mentre faccio un'inquadratura a questa stanza. Ecco qua, riprendo ancora la stanza dei premi della grande poetessa Tina Piccolo e qui c'è suo figlio Lello Castiello. Ciao Lello, buongiorno.
mi accomodo vicino a te mentre tu leggi questa favolosa poesia. Vai. In regime di consiglio di mia madre legge la poesia, la leggo. La gioia del dormire. È bello quando stanchi ci si abbandona al sonno e si assapora la gioia di lieti. Le membra si rilassano, gli occhi si chiudono e piano piano Morfeo ti prende fra le sue braccia e culla i tuoi timori. È bello dormire quando sogni prati in fiore, è un mondo pieno d'amore. Quando hai vicino tanta gente che si vuole bene veramente. Questa è la gioia del dormire sano. Benissimo. Lello, complimenti, e se Grazie. diciamo al pubblico di comprare questo libro che hai scritto insieme a tua madre, La grande Tina Piccolo, e io ritorno dalla poetessa, vi dico comprate il libro, poi vi aspetto in trasmissione. Benissimo, perfetto. Io vengo di nuovo dalla stanza mentre guardiamo tutta la stanza dei premi della grande Tina Piccolo. Guardate qui quanti ne sono. Tina Piccolo, ma com'è tutti questi premi? Dicono tutti questi premi, la grande Tina Piccolo, ma quando ci avete messo per raccogliere tutti questi premi? 40 anni infatti. Però tutti meritati, io lo devo dire, diciamolo alle nostre telecamere. Tina Piccolo ha fatto una vita di sacrifici, ha fatto una vita dedicata all'arte, alla cultura, allo spettacolo, ad aprire sempre la porta a tutti, quindi questo è tutto meritato. Grazie. Tina Piccolo, a voi la telecamera per un saluto al pubblico. Che cosa vi devo dire? Continuate a camminare lungo la strada dell'amore, della comprensione, del volersi bene, del tendersi la mano. Continuate a fare arte, perché l'arte dà vita al mondo, a cantare, a scrivere, a dipingere, a dire che esiste qualcuno al di sopra di noi che ha creato e ha dato all'uomo la possibilità di creare attraverso l'arte delle opere meravigliose. Ecco, continuate su questa strada e a seguire Show Napoletano, il nostro carissimo e bravissimo Giuseppe Nappa, la televisione Primo Canale TV Napoli, che è poi una televisione che amo perché mi sono sentita a casa mia quando sono stata loro ospite. Ragazzi, stringiamoci la mano e vogliamoci bene. Un bacio a tutti. Grazie, grazie Tina Piccolo.